Buongiorno, benvenuti a tutti a questa nostra nuova appuntamento con Focus TG, il nostro consueto spazio per informarvi, farvi compagnia anche perché insomma un po' l'obiettivo è anche quello di stare con voi, di farvi compagnia fino alle 13:30 e naturalmente insomma protagonista anche oggi la pandemia con i suoi numeri che non sono buoni, ve lo dico già, è mezzogiorno in punto e noi siamo sempre molto attenti agli orari, quindi puntuali, e puntuale purtroppo è arrivato anche il bollettino della regione sulla pandemia, perché dicevo, dico purtroppo perché ci sono dati che non sono molto incoraggianti, siamo un po' nel pieno direi della pandemia, non lo dico solo io, lo dice anche il ministro Speranza. Questo è il report dell'azienda Zero, vedete, anzi lo ingrandisco ancora un po' di più e questi sono i numeri, 2656 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore, spiccano i 663 di Padova, quindi un numero molto alto, e 590 arriva subito dopo il dato di Treviso. Insomma, purtroppo non sono dati incoraggianti. In pratica attualmente i positivi sono 32.107, quindi anche questo è un numero molto alto. Scendo per vedere i ricoveri e i decessi, ci sono 11 nuovi ricoveri nelle terapie non intensive, quindi nei reparti diciamo ordinari, e 3 invece ricoveri nuovi in terapia intensiva. Ci sono ben 9 decessi nelle ultime 24 ore, insomma dicevo dati negativi, ecco, non incoraggianti. Citavo prima il ministro Speranza che in effetti poco fa ha dichiarato: sono giorni non semplici, siamo nel pieno di una pandemia che vede numeri crescenti in tutta Europa e anche nel nostro paese, sia pure leggermente più bassi. Ancora in queste ore dovremo investire ogni energia sulla vera leva che abbiamo, la campagna di vaccinazione. I numeri degli ultimi giorni, i numeri della campagna di vaccinazione sono incoraggianti, c'è una crescita delle terze e anche delle prime dosi, lo ha affermato il Ministro della Salute in un video messaggio. Ecco, questa è un po' la situazione, dicevo, non buona purtroppo per quanto riguarda la pandemia. Poi daremo altri dati, anche i dati delle vaccinazioni, quindi della campagna di vaccinazione. Sapete che il governatore Luca Zaia insomma ieri ha anticipato che quelli che saranno un po' le strategie dei prossimi giorni, poi lo sentiremo nei nostri servizi, e ha detto quali saranno un po' anche le caratteristiche delle nuove prenotazioni, come si potrà diciamo senza rinunciare a una prenotazione già fatta cercare di anticipare quella per la terza dose. Vi dico così, non per raccontarvi gli affari miei, insomma anch'io stavo provando a fare questo, c'è un po' di attesa, ma poi ho dovuto interrompere perché iniziava la diretta, ma insomma ero in attesa da qualche minuto e credo che poi sarei arrivato a parlare con l'operatore per anticipare la terza dose senza perdere la prenotazione fatta. Poi magari vi aggiornerò così giusto per darvi un'informazione in più, ma insomma credo che con i dovuti tempi, perché ovviamente c'è un po' la corsa alla vaccinazione in queste ultime ore, tutto dovrebbe andare bene. Allora, adesso è il momento di fare un po' un punto della situazione anche sulla cronaca, perché ieri è stata una giornata molto importante. In tribunale a Venezia c'è stato un incontro con la stampa dei vertici del tribunale per un'operazione davvero molto importante, un'operazione contro la criminalità organizzata. Si è detto che è stata sventata in pratica una nuova mala del Brenta che aveva il suo epicentro a Venezia, con 32 arresti, di cui 7 persone ai domiciliari e 7 che hanno l'obbligo di firma. Una vasta operazione di carabinieri coordinata, dicevamo, dalla magistratura. Facciamo un po' il riassunto per chi ieri magari si è perso queste informazioni. Della vecchia mala del Brenta di Felice Maniero avevano la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso e soprattutto la capacità di condurre azioni efferate, oltre che diversi vecchi esponenti da poco usciti di prigione. La nuova mala del Brenta, riformata in questi anni ma già ramificata in diversi ambiti criminali, è stata sgominata da una vasta operazione dei carabinieri che si è svolta principalmente in provincia di Venezia e in seconda battuta nel Padovano. Le operazioni sono iniziate questa notte con un concentramento di forze di oltre 400 carabinieri
carabinieri. I concorsi sono ovviamente Arma Territoriale e ROS per quanto riguarda appunto l'attività di esecuzione, che sono stati supportati da unità specialistiche. Le operazioni di esecuzione portate a termine sono state di 25 persone in ordinanza di custodia cautelare, 7 gli arresti domiciliari e 7 persone con obbligo di firma. Tra le attività dell'associazione, spaccio di stupefacenti, rapine a mano armata anche di grosse somme in attività commerciali e abitazioni private, usura ed estorsioni che per operatori del trasporto acqueo del Tronchetto raggiungevano anche i 6.000 euro al mese. Per riaffermare il proprio prestigio nell'ambito criminale veneto, i vertici dell'organizzazione avrebbero pianificato azioni sia contro singoli criminali con i quali erano entrati in concorrenza che contro alcuni collaboratori di giustizia ritenuti responsabili delle proprie condanne per la loro affiliazione alla vecchia Mala del Brenta. Sono invecchiati, ma sono sempre molto pericolosi, una grande capacità di aggregazione, una grande capacità di riprendere usciti dal carcere, quelli che erano stati condannati per la Mala del Brenta, di riprendere i rapporti soprattutto di spaccio e quindi di approvvigionamento di sostanza stupefacente anche dai paesi sudamericani e da riprendere in concreto l'attività delittuosa nei confronti dell'ambiente veneziano. Rispetto al passato l'organizzazione si distingueva per la presenza di diverse donne impegnate in ruoli attivi, soprattutto sul fronte del riciclaggio e nell'intestazione fittizia di beni. Il gruppo aveva iniziato a formarsi attorno al 2015, quando a nuove leve, tra cui un imprenditore del settore del trasporto turistico lagunare, si aggiungevano via via esponenti della frangia dei mestrini della Mala del Brenta, usciti dal carcere dopo lunghe detenzioni. Erano rientrati sul territorio provenienti dall'esecuzione di condanne o semplicemente a seguito di autorizzazioni e permessi dal regime carcerario, per cui con attività classica iniziata convenzionalmente, osservazione, pedinamento e intercettazione di questi soggetti, fino a documentare che riprendendo contatti sul territorio erano stati di fatto riattivati tutti quei collegamenti criminali utili a gestire nuovamente i classici traffici illeciti della loro precedente esperienza. Tornando un po' ai dati della pandemia, prima abbiamo visto quali sono e quanti sono soprattutto i nuovi positivi, con oltre 2.656 casi nelle ultime 24 ore. Sale anche l'incidenza dei positivi, cioè sui 96.000 tamponi fatti il 2,76% è risultato positivo, quindi un dato in risalita. Gli attuali positivi sono 1.258 in più rispetto alle 24 ore precedenti, quindi insomma sono tutti dati in crescita, compresa la pressione sugli ospedali, 568 ricoveri totali, 15 in più in area non critica e 3 in più, 108 totali in area intensiva, in terapia intensiva. E invece per quanto riguarda la vaccinazione, la terza dose l'hanno già avuta 501.000 persone, pari all'11,5% della popolazione vaccinabile. La popolazione vaccinabile significa chi ha più di 12 anni. Facciamo un punto della situazione col governatore Zaia, che ieri ha dato delle informazioni aggiuntive. Intanto da oggi vi informo che l'accesso per le prime dosi lo vogliamo rendere diretto, senza prenotazione, quindi accesso libero per le prime dosi. Questa è la prima novità introdotta in Veneto per accelerare con le vaccinazioni, ma ce n'è una seconda che riguarda chi ha prenotato la dose booster allo scadere dei 6 mesi dal richiamo. Tutti coloro che sono in questa casistica, ci sono prenotati con i 6 mesi, ma oggi potrebbero avere i 5 mesi, cioè potrebbero anticipare, verranno raggiunti da una mail e potranno dal link di quella mail modificare la loro prenotazione, se riterranno di volerla modificare, in sicurezza, cioè non è che devono disdire quello che già hanno prenotato e andare alla cieca a cercarsi una data. Per quanto riguarda i nuovi appuntamenti, da oggi novità introdotta al momento della ricezione della mail di avvenuta prenotazione. Quando vi prenotate vi arriva una mail, in quella mail troverete un link, tra oggi e domani lo troverete, che vi dice: se tu mai volessi cambiare la tua prenotazione, clicca qui.
Vaccinazione che ha cambiato il volto della situazione nei nosocomi veneti. A parità di contagi, spiega Zaia, le ospedalizzazioni si sono ridotte ad un quarto. Oggi in Veneto si contano 658 ricoverati, esattamente un anno fa erano 3.200. Attualmente in terapia intensiva ci sono 105 persone, 12 mesi fa erano 300, frutto questo del tasso di immunizzazione della popolazione. Ma la pressione ospedaliera inizia ad essere importante, si va dunque verso una graduale riduzione delle prestazioni. E che più dovrebbe far riflettere quelli che dicono che il Covid non esiste. Esiste al punto tale che dà effetti anche a chi non è ammalato di Covid. Delle 500.000 prestazioni rinviate causa Covid se ne erano recuperate 200.000, adesso un nuovo stop. Stiamo facendo ricognizione, finora ogni USL ha cercato di contrarre qualcosa, poco, però usciremo con un'indicazione, con una circolare, come è giusto che sia, uniforme su tutto il territorio. E guardate che è una sconfitta una roba del genere. Intanto nelle prossime ore dovrebbe arrivare il via libera di AIFA per la vaccinazione per la fascia 5-11 anni. Tra mercoledì e giovedì l'assessore Lanzarini incontrerà i pediatri di libera scelta per pianificare il loro intervento in questa nuova sfida che dovrebbe prendere il via dal 23 dicembre. La scelta di vaccinare i propri figli compete solo ai genitori dopo essersi consultati con il medico di fiducia, precisa Zaia, che poi aggiunge. Io resto convinto che gli adulti non debbano scaricare il problema sui bimbi, perché quando vedo che abbiamo ancora il 20% di adulti da vaccinare, ritengo opportuno sottolineare che prima di pensare che il problema venga risolto dai bimbi è meglio che gli adulti si rimbocchino le maniche e pensino di vaccinarsi. Messaggio chiaro da Luca Zaia, quindi insomma situazione in divenire, adesso da affrontare il nodo dei bambini, quelli più piccoli dai 5 agli 11 anni, avete sentito per quanto riguarda le vaccinazioni, poi la questione dell'anticipo della terza dose, insomma c'è molto di cui parlare nelle prossime ore e come ha detto il Ministro della Salute poco fa siamo nel pieno della pandemia, bisogna davvero darsi tutti una mano. Ci fermiamo per un attimo, poi torniamo ancora con i dati sulla pandemia, poi cominceremo come sempre a uscire dallo studio e andare un po' a collegarci con le nostre redazioni. Eccoci ancora insieme alle 12:14, staremo con voi fino alle 13:30, staremo insieme fino alle 13:30, uscendo, andando un po' nelle nostre, ma che poi sono anche vostre in effetti, redazioni per capire un po' qual è la situazione, qual è l'andamento specialmente della pandemia, anche perché per esempio sono arrivate in queste ore delle circolari nelle scuole per capire come comportarsi in caso di presenza di alunni positivi. C'è stata una serie di variazioni proprio nel corso delle ultime 24 ore, le regole sono cambiate più volte per cercare di preservare al massimo le lezioni in presenza, quindi a seconda delle fasce di età non basterà più un caso positivo per andare in DAD, quindi in didattica a distanza, ma a seconda delle fasce di età potrebbero anche arrivare a 3 per esempio casi positivi prima di attivare la DAD nelle età nei ragazzi più grandi, mentre con i più piccolini basterà un caso per andare appunto in didattica a distanza. Io ho capito così, ho visto che c'è stata anche un po' di polemica perché alcuni presidi insomma si sono un po' lamentati di queste continue variazioni delle regole. Vabbè, insomma staremo a vedere nelle prossime ore. La cronaca ci porta nel Veneziano e quindi noi ci andiamo nel Veneziano perché la Guardia di Finanza ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, insomma un arresto, e hanno portato in carcere una persona per il fallimento di una società di capitali. Parliamo credo di circa 1 milione di euro e anche la complicità di 2 persone che facevano un po' da prestanome, così l'ho detto molto in maniera molto superficiale perché per fortuna c'è Ilaria Marchiori collegata con noi che ci spiega meglio che cosa è successo. Buongiorno Ilaria. Buongiorno a te Federico, buongiorno ai nostri telespettatori. Mi trovo proprio qui davanti alla sede della Guardia di Finanza di via Corso del Popolo a Mestre, dove abbiamo proprio appena intervistato il comandante Fabio D'Ametto che ci ha dato delucidazioni in merito a questa vicenda. Tu hai dato però, anche se in maniera dici superficiale, ma i dati e i numeri importanti, perché si parla proprio di circa 1 milione di euro e i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza hanno appunto arrestato questo imprenditore sessantenne che è
originario della Sicilia, ma da tantissimo tempo vive in provincia di Venezia, proprio perché ha fatto fallire una società di capitali con sede a Salzano, quindi in provincia di Venezia, una ditta di prodotti per l'illuminazione. In pratica che cosa faceva questo imprenditore? Prendeva delle ditte, le faceva fallire, poi cambiava il nome, riapriva nuove ditte e così dava un giro di affari e ovviamente di soldi, di denaro. Naturalmente tutto poi lasciando debiti sopra debiti. Ecco perché è stato arrestato. Le indagini che sono state dirette dalla Procura della Repubblica di Venezia hanno dunque permesso ai finanzieri del comando provinciale di ricostruire queste vicende della società a partire dal 2017. Dunque, scusa se ti interrompo, Ilaria. Prego. Quando noi diciamo aveva questo giro d'affari, apriva, chiudeva, faceva fallire, sembra anche facile da accorgersi e da ricostruire. Invece credo che non sia così semplice anche per gli investigatori arrivare a questo comportamento, ricostruirlo e avere prove sufficienti per portare una persona in carcere. Quindi lo dico per valorizzare il lavoro della Guardia di Finanza, che insomma non è che in 448 scopre, trova le carte e prende i provvedimenti. Quindi credo dietro ci sia un grosso lavoro, anche lungo a volte, di mesi, per arrivare a queste... anche perché chi si comporta così di solito cerca anche in tutti i modi di nascondere quello che fa, e quindi non è che proprio sia così semplice individuarlo. Assolutamente, proprio come dici tu, Federico, un lavoro decisamente complesso e articolato, nonché anche la bravura di questo imprenditore che comunque è riuscito a far fallire più aziende nel corso degli anni. Dunque sì, questa è stata l'ultima, questo milione di euro è la cifra, ma ovviamente è stato anche lui bravo e capace, anche se appunto per qualche anno e non per decenni, perché ci sono anche quelli che riescono a portare avanti operazioni del genere anche per decenni, ma naturalmente il plauso va ai finanzieri del comando provinciale di Venezia, che sono stati molto bravi e precisi, raccogliendo appunto questi gravi indizi di colpevolezza in ordine proprio di pluralità di condotte dissipative di questo patrimonio aziendale. Come dicevi tu, anche altre 2 persone sono coinvolte. Si tratta di 2 donne, tra cui la compagna di questo imprenditore sessantenne, che però specifico non sono in carcere. Naturalmente le indagini si stanno comunque approfondendo per cercare di capire anche che cosa ne sarà, come dovrà in qualche modo anche risarcire quanto perso e quanto fatto perdere tutti i debiti questo imprenditore. Tra l'altro vi voglio dare un dettaglio, una curiosità che mi ha dato proprio poco fa il comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Venezia, qui Fabio D'Ametto. Tra i beni distratti risulterebbero addirittura varie forniture di gasolio, pensate, per un totale di oltre 70.000 litri, di cui non si sa che cosa lui ne abbia fatto, perché se le ha fatte recapitare poi non si sa, probabilmente, ma qui il condizionale è d'obbligo, possono anche essere state rivendute e senza pagare i fornitori. Dunque non solo per quanto riguarda proprio la ditta di illuminazione, ma con tutta probabilità aveva anche ben altri giri d'affari. Ecco da dove arriva a questa cifra di circa 1 milione di euro di cui parliamo. Tutti i dettagli comunque li avremo nelle edizioni serali dei nostri telegiornali, quindi non perdeteli, perché poi avremo anche l'intervista con il comandante Fabio D'Ametto, per cui ecco rimanete sempre collegati con noi, che cerchiamo sempre di aggiornare i nostri telespettatori al meglio. Sì, hai fatto uno spot perfetto. Ecco, il tempo com'è a Venezia? Anzi, a Mestre? Eccoci qui, Federico, mi piacciono sempre le tue domande. Allora, oggi è una bellissima giornata, splendida giornata. Ahimè, si è dovuto sollevare il Mose perché appunto è stata prevista l'acqua alta, dunque è una buona giornata anche per i veneziani, che non devono più ormai già da qualche tempo avere a che fare con l'acqua alta, però oggi contribuisce a questa splendida giornata di sole, fredda ma di sole.
Bene, grazie di tutte le informazioni che ci hai dato, Ilaria, buona giornata, saluti a tutta la redazione e grazie. E come hai detto, insomma, aggiornamenti nei TG a partire ovviamente dal TG di Venezia. Grazie, ciao. Buona giornata Ilaria e adesso messaggio di servizio per Alessandro Costacurta in redazione perché andiamo a vedere cosa ha detto il professor Palù che ha parlato delle incognite sulla variante Omicron che sono ancora tante, ne sappiamo ancora poco, ha detto il professor Palù, la stiamo studiando, il professor Palù è il presidente dell'Agenzia del Farmaco e quindi insomma è vero che si va verso un chiarimento della situazione relativa alla variante Omicron, è anche vero che ci vogliono dei giorni, 2 settimane circa, prima di avere dei dati più precisi e quindi capire quanto sia contagiosa, quanto sia pericolosa e come possiamo difenderci. La variante Omicron si sta studiando, in Italia è arrivata da poco. I colleghi africani, spiega il presidente di AIFA, Giorgio Palù, ci hanno detto che i sintomi sono lievi. Certo è che ha subito scatenato fra i cittadini la paura. Ora questa variante è sotto la lente di ingrandimento. Per saperne qualcosa si dovrà attendere almeno qualche settimana. Poche le cose che per ora si sanno. Non sappiamo ancora, se sia più contagiosa, ci vorranno almeno un paio di settimane per studiare in laboratorio con dei virus pseudotipizzati, cioè che hanno nell'involucro esterno la proteina S mutata e non sappiamo se sia più virulenta. La domanda che tutti si fanno è se questa variante sia coperta dai vaccini. Non sappiamo se evada la risposta immunitaria indotta dai vaccini. Tanti insomma gli interrogativi su questa variante che sta spodestando, almeno per la preoccupazione, la variante Delta. Ci sono anche condizioni che hanno favorito un'infezione persistente in alcuni soggetti, sia in Sudafrica che in Kenya che in Botswana, dove il virus è stato riscontrato. L'AIDS è prevalente, quindi soggetti immunodepressi possono aggregare un'infezione persistente e quindi favorire queste mutazioni. Nelle prossime settimane qualcosa si saprà di più. Attenzione e cautela devono rimanere sempre alte. Mascherine e dispositivi rimangono fondamentali per arginare il virus. Sono tutti consigli utili questi che dobbiamo ascoltare, dobbiamo seguire, la situazione muta di ora in ora. È arrivato anche il bollettino di Azienda Zero relativo ai vaccini, eccolo qui, ci dice cosa è successo nelle ultime 24 ore. Il primo dato sono le nuove dosi, cioè nelle ultime 24 ore sono state vaccinate, ecco, diciamo così, 33.958 persone. Tra queste 2.436 sono prime dosi, quindi chi ha iniziato il percorso del vaccino. E 1.670 sono quelli che hanno avuto la seconda dose, in pratica, quindi hanno finito il ciclo del vaccino, e ci sono ben 30.000, in pratica 29.852 terze dosi. Sono tante, quindi insomma si punta a farle crescere ancora, ma è un numero notevole. Quindi nel totale ci sono 508.000 persone che hanno già avuto la terza dose prenotata e eseguita. L'altro dato interessante, ci sono dei grafici, però volevo mostrarvi questo, che dice quanti sono quelli che hanno almeno una dose. 77% in Veneto, il 76% in pratica ha fatto 2 dosi, il 77% abbondante ha almeno una dose, si è prenotato per la seconda, e il 10,3% ha praticamente avuto già la terza dose. Quindi sono tutti dati che stanno crescendo. Stiamo tutti un po' accelerando i tempi, visto un po' quello che sta accadendo, visto i dati, vi mostro proprio in velocità i dati dei positivi. Eccolo qua, nelle ultime 24 ore vedete un numero molto alto, 2.656 nuovi positivi. Vabbè, non sono dati incoraggianti, questo sicuramente no. Prima di fermarci vi dico anche che l'aveva accennato Ilaria Marchiori nel suo collegamento da Venezia, abbiamo parlato con lei della Guardia di Finanza, però ci ha detto che il Moser è entrato in azione. Infatti ha protetto la laguna di Venezia in occasione della prima acqua alta di dicembre,
dicembre, oggi è il 1° dicembre, alle 7:20 c'erano 119 centimetri e così rispetto ai 120 centimetri previsti non è salita la marea oltre i 77 grazie anche all'intervento del Mose, che sono state messe in azione le dighe mobili, quindi l'acqua è rimasta su quel livello. Sono previsti altri picchi di marea, ma ovviamente si valuterà poi di volta in volta quando azionare le barriere mobili del Mose. Ci fermiamo giusto per un attimo, sono le 12:27, torniamo tra pochissimo, andiamo a Treviso. (12:31), bentornati, siamo insieme da mezzogiorno, abbiamo già parlato di cronaca, di dati della pandemia, abbiamo sentito vari interventi, abbiamo parlato con Ilaria Marchiori che era a Mestre per un'operazione della Guardia di Finanza. La tregua del maltempo intanto è finita. Oggi bella giornata, almeno insomma sentire un po' di nostri colleghi. Nelle prossime ore però una perturbazione alimentata da aria fredda e sospinta da forti venti di libeccio raggiungerà tutta Italia. Quindi per quanto riguarda oggi il tempo insomma ancora tiene, ma poi peggiorerà nei prossimi giorni e anche nelle prossime ore. Nubi e piogge sul nord-est e anche in altre regioni. Staremo a vedere. Speriamo che si sbaglino, verrebbe da dire, ma nello stesso tempo insomma le previsioni del tempo fanno ormai un po' parte della nostra vita quotidiana ed è giusto che sia così. La tecnologia, il progresso ci aiutano ovviamente a vivere meglio, poi insomma la realtà è quella che va controllata direttamente e quindi fidarsi delle previsioni, utilizzarle, ma insomma poi anche ovviamente sapere che non possono essere precise al 100%. Abbiamo parlato della variante Omicron che insomma sta un po' perdendo piede, purtroppo in molti paesi europei gli scienziati la stanno studiando. Noi abbiamo sentito i bassanesi con la nostra collega Irinda Chitesa che ha un po' appunto raccolto le loro voci per capire se sono preoccupati, cosa si aspettano e come pensano di difendersi. Sentiamo. Mentre molti paesi si stanno blindando, chiudendo le frontiere, la temutissima variante sudafricana Omicron si fa sempre più strada in Europa, con il primo caso trovato in Belgio e il paziente 1 anche trovato in Italia, in Lombardia. Ma anche il Veneto non è escluso e pertanto abbiamo chiesto oggi ai bassanesi se sono spaventati da questa variante sudafricana. Non ci spaventa più niente, bisogna essere un po' positivi. Siamo tutti preoccupati per queste cose qua. Sono cose che capitano adesso, vediamo cosa succederà. Non è piacevole sapere che c'è in giro, però non è che sia spaventata più di tanto, anche perché sono vaccinata 3 volte. A me non spaventa. Bisognerà affrontare anche questo problema e affronteremo come sempre. Pensa quindi che potrà intaccare anche il Natale in vista anche delle feste? Secondo me no. Per uno come me che praticamente ha fatto il vaccino, costretto o non costretto, incoscienzioso di quello che poteva andare incontro, ma non è che mi faccia molta paura. Ho sentito talmente tante opinioni diverse che a questo punto attenderemo i virologi che forse ne sanno più di noi cosa ci diranno. Io per ora metto in atto tutte le precauzioni che ho tenuto finora, farò la mia 3ª dose di vaccino a breve. Meno spaventati di quello che si poteva pensare i bassanesi, ma penso che insomma sia così un po' in generale, quindi è una cosa interessante sentire sempre le voci dei cittadini. Chi è vaccinato si sente un po' più tranquillo, si sa che non dobbiamo abbassare la guardia, ma insomma è sempre molto interessante ascoltare le voci dei cittadini, quelle dei cittadini e anche quelle dei nostri colleghi tante volte. E infatti adesso andiamo a Treviso, sentiamo l'interessante voce di Cristian Arboit, anzi andiamo a Mogliano, mi sembra che ci racconti, Cristian, cosa stava accadendo questa mattina a Mogliano. Parliamo di lavoro, di occupazione, insomma di una situazione purtroppo non così tranquilla per un'azienda. Raccontaci un po' meglio tutto tu, buongiorno, dici anche com'è il tempo e dove sei. Allora, mi trovo in piazza San Leonardo a Treviso. Mi sto muovendo abbastanza rapidamente perché la giornata è sempre intensa sul fronte dell'attualità, della cronaca, come ben sai Federico.
Allora, cominciamo dal terraglio, più precisamente dalla zona di Preganziota, quindi siamo distanti pochi chilometri da Mogliano, dove questa mattina è andata in scena la protesta dei lavoratori della Alibert. È un marchio storico di tortellini, è un marchio nazionale. Questa mattina i lavoratori sono scesi letteralmente in strada con un picchetto appunto sulla Terraglio. Intanto mostra le immagini che ci hai mandato. Assolutamente, una delle principali arterie della marca trevigiana. Parliamo di una fabbrica appunto storica di questo territorio che negli anni ha subito diversi ridimensionamenti. Oggi parliamo di 38 lavoratori che sono in contratto di solidarietà e che non stanno ricevendo in questi mesi lo stipendio, quindi stanno chiedendo di fatto alla proprietà, si tratta di un fondo che possiede tanti altri asset non solo in Italia, stanno chiedendo ovviamente rassicurazioni sul loro futuro. Innanzitutto appunto, chiedono di avere lo stipendio, perlomeno quello di ottobre, per poter tirare avanti e guardare con serenità al Natale. Ci hanno anche riferito questi lavoratori che ci sono dei tir fermi perché non si stanno pagando i fornitori, quindi sono giornate amare. Questo sul fronte della Alibert, ma ti posso dare un aggiornamento anche che arriva da Belluno, sempre sul fronte sindacale. La vicenda calda è quella della CC di Mel. Ho appena sentito la FIOM, la segreteria della FIOM provinciale di Belluno. Ebbene, per quanto riguarda ACC, il Ministero per lo Sviluppo Economico ha concesso una proroga fino al 31 gennaio, quindi ci sarà tutto il tempo per valutare le offerte che sono arrivate da 3 possibili acquirenti. La vicenda, come sai, è quella appunto della CC di Mel, di questa fabbrica, certo, simbolo della Valbelluna, e quindi c'è uno spiraglio di luce. Questa sera nei nostri telegiornali sentiremo il sindacato, sentiremo i lavoratori, quindi sarà un Natale un po' più sereno per quasi 400 lavoratori, senza considerare l'indotto. Non era un passaggio affatto scontato. La comunicazione è arrivata ai sindacati da parte del commissario straordinario per la CC, Maurizio Castro. Ma ti riporto a Treviso, perché sul fronte del Covid continua il contagio, ma fa discutere e non poco la vicenda umana di Lorenzo Damiano. Lorenzo Damiano, ieri sera in esclusiva abbiamo proposto l'intervista, è stato nei mesi scorsi uno dei leader incontrastati della protesta No Vax e No Green Pass in Veneto e nella Marca trevigiana in particolare. Si era candidato a Conegliano come sindaco a settembre per le elezioni di ottobre, con toni molto forti, anche molto violenti per certi versi dal punto di vista verbale, nei confronti di quella che lui stesso definiva una dittatura sanitaria. Ebbene, a metà novembre, dopo un viaggio a Medjugorje, quindi diciamo così, uno dei focolai principali d'Europa, si è infettato, ha preso il Covid in forma anche molto forte, è stato ospedalizzato, è finito nella terapia subintensiva dell'ospedale di Vittorio Veneto, ha lottato per giorni, è stato sottoposto alle cure monoclonali, alla fine ce l'ha fatta, nelle prossime ore sarà dimesso, ma ieri intervistato da Lina Paronetto ha detto molto chiaramente: io adesso mi vaccino e mi appello perché lo facciate anche voi. Sto raccogliendo diverse reazioni e ti dico, Federico, che ovviamente da parte dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, per esempio, c'è soddisfazione, si dice lo ha capito, lo ha ammesso, chapeau, testuali parole di Francesco Benazzi, del direttore generale dell'ULSS 2, speriamo diventi un nostro testimonial e faccia capire allo zoccolo duro di Novax, che comunque c'è ed è comunque consistente seppure minoritario, che occorre vaccinarsi, che occorre anche procedere con la terza
dose booster. Cristian, come si dice, speriamo che il suo appello diventi virale, ecco così. Esatto, sì, è proprio la parola giusta, Federico, però il caso, ti dico, sta diventando anche nazionale, perché poi lo stanno riprendendo tutte certo. le emittenti, perché è una testimonianza per certi versi clamorosa ed eclatante. In 2 settimane, vedi, può cambiare il mondo. Vita, tra l'altro, e anche il tuo modo di pensare. Sì, ospite di Focus, la trasmissione in prima serata del nostro direttore Luigi Baccialli, Damiano si era proprio collegato da Medjugorje dicendo che lui pregava Dio, si affidava alla Madonna e che il vaccino insomma non se lo faceva, lo aveva ammesso in maniera molto candida, quindi ne aveva fatto una questione di provvidenza, certo. Si era affidato alla provvidenza, però appunto forse non è bastata, e lo ha ammesso dicendo che insomma la scienza ha fatto la differenza, che gli operatori dell'ospedale di Vittorio Veneto gli sono stati vicini e che lo hanno di fatto salvato, certo. Perché è finito in terapia subintensiva. Quindi Grazie, questa Cristian. è una storia certo. assolutamente eclatante in queste ore. Poi dimmi te se vuoi. No, direi che possiamo salutarci, lasciamo un po' di suspense, altri argomenti ovviamente nei TG di stasera, che forse ci volevi anticipare, ma direi che va benissimo così. 2 temi importanti, quello del lavoro e quello del Novax guarito, direi 2 storie, insomma, speriamo a lieto fine entrambe, ecco, per cui accomunate da un finale che speriamo sia positivo per entrambi, che sia contagioso l'appello e che i lavoratori invece delle aziende che hai citato possano davvero avere un 2022 migliore, è l'augurio che possiamo fare. Grazie mille Cristian e buona giornata e buon lavoro nelle tue corse per la provincia di Treviso. Altro messaggio per Alessandro in regia, abbiamo la fortuna di avere i nostri colleghi di Tele4 che insomma ci aggiornano anche su quello che accade in Friuli Venezia Giulia. C'è allora il presidente della regione Federiga che parla di Covid, che chiede di aumentare, di ricostituire i controlli ai confini, perché le persone che arrivano dalla Slovenia o dall'Austria devono avere il Green Pass, dice Federiga, che interviene anche sulla campagna vaccinale per le terze dosi. Molto interessante capire, insomma, nel nostro nord-est più laterale, più a est, ecco che cosa sta accadendo. Se le frontiere rimangono non controllate e entra magari un non vaccinato contagiato ed altro, è chiaro che la situazione ci preoccupa, quindi abbiamo chiesto al governo di intervenire. Dopo l'anticipazione di una settimana delle nuove regole antipandemia, ora diventano indispensabili anche i controlli ai confini per non vanificare tutto il lavoro che si sta facendo per contenere la diffusione del contagio. Un provvedimento già richiesto dalle regioni al governo, insiste il presidente Federiga, e particolarmente atteso in Friuli Venezia Giulia, considerata la situazione nelle vicine Austria e Slovenia. L'abbiamo chiesto al governo, mi hanno detto che stanno facendo una valutazione, un controllo ai confini, esempio per chi passa il confine deve avere il Green Pass, perché altrimenti rischiamo di cercare di operare su molti fronti per garantire al massimo la sicurezza, in una situazione ben diversa dallo scorso anno, perché qualcuno dice con i vaccini siamo come lo scorso anno. Falso, lo scorso anno avevamo le attività chiuse. Lo scorso anno non potevamo fare determinati tipi di attività, usufruire di determinati tipi di servizi. Oggi non c'è nulla di chiuso. Oggi stiamo dicendo lo puoi fare con determinati criteri di sicurezza, tra cui appunto il vaccino. L'andamento della campagna vaccinale sta dando buoni segnali di crescita, ma la Regione, ammette il Presidente, deve fare i conti con la carenza di personale. In ogni caso l'aumento dei servizi per la vaccinazione è in arrivo a giorni. Abbiamo avuto un aumento, già questa settimana subirà un ulteriore potenziamento. È chiaro però che noi abbiamo dei limiti e i limiti sono il personale. Noi abbiamo una parte di personale che si è allontanato dall'attività sanitaria perché non si è vaccinato, quindi i sanitari Novax. Abbiamo quelli che si sono contagiati malgrado la doppia dose, che stanno bene,
però sono fuori uso per qualche settimana, ci auguriamo meno possibile, quindi quello, e quindi anche la terza dose per i sanitari è fondamentale, fortunatamente dal 15 parte l'obbligatorietà anche per questa. Una storica, ma quello è a livello internazionale, perché anche i vicini sloveni sono purtroppo in questa situazione di mancanza di personale in genere sanitario, ci mette ovviamente di fronte a questi limiti. Ci stiamo però potenziando molto in tutte le 3 aziende sanitarie e da qui ai prossimi giorni verranno ampliati ulteriormente le agende vaccinali. Quindi il problema qual è di questa organizzazione? Che in poco tempo abbiamo bisogno di tanta persone, cioè non è una cosa diluita, dobbiamo farlo ovviamente, ci stiamo impegnando per questo e per questo amplieremo le agende. Ecco, avete sentito, credo sia una situazione comune anche poi in Veneto e nelle altre regioni. Quello che manca non sono tanto i vaccini e per fortuna nemmeno le persone da vaccinare che si stanno prenotando, ma ci vuole personale, bisogna riaprire delle linee vaccinali in più, bisogna riportare il personale che vaccina negli hub. Gli hub sono insomma quelle strutture dove ci si presenta per ricevere il vaccino, e quindi adesso deve ripartire questo aspetto, cioè quello del personale che si dedica alle vaccinazioni. Ci fermiamo per un attimo, poi andiamo subito a Padova. (12:50), 50 minuti che sono volati, siamo insieme da mezzogiorno, almeno per me, sono trascorsi velocemente, stiamo cercando di farvi compagnia fino alle 13:30 con un po' di informazioni e con tanti collegamenti con i nostri amici e colleghi che sono in giro sparsi per il Veneto e che stanno raccogliendo informazioni anche per noi. Ecco. E la notizia non buona è che i contagi sono in crescita continua, in Veneto insomma la situazione non è buona, 2656 nuovi casi in 24 ore e 14 morti. E la notizia un po' migliore è che c'è comunque una sorta di boom di vaccinazioni, una corsa a prenotarsi, per la terza dose siamo arrivati all'11% circa di persone che l'hanno già ricevuta, 500.000 circa i veneti che si sono fatti il terzo richiamo e anche insomma prime e seconde dosi che hanno di nuovo un certo aumento. Questa è la notizia buona. Speriamo insomma di attraversare velocemente questo periodo non facile. 12:52, andiamo a Padova, però vi assicuro che non so nient'altro. In teoria avrei dovuto essere preparato, dire buongiorno Chiara, so che sei, in realtà mi affido completamente a lei perché non so né dov'è né di che cosa ci parla. Chiara, buongiorno. Buongiorno Federico, siamo all'interno del cortile di Palazzo Moroni, forse quello l'avrai riconosciuto con il collega Francesco Ratai. Come vedi stiamo tenendo la mascherina indossata perché siamo nel territorio della città di Padova dove è in vigore l'ordinanza emessa dal sindaco Giordani la scorsa settimana proprio per cercare di contenere il numero di contagi in occasione delle feste natalizie. Giusta precisazione, grazie Chiara, così hai ricordato che c'è questa ordinanza che è all'interno delle mura, insomma diciamo circa, quindi centro storico di Padova, mascherine da indossare anche all'aperto, altrimenti c'è una multa anche abbastanza pesante, ma non lo si fa certo per la multa, insomma lo si fa perché lo dobbiamo fare per proteggerci. 400 euro che insomma forse in questo periodo li possiamo usare in altri modi ovviamente, però certo l'obiettivo principale è quello di contenere il numero di contagi. Ecco, io ho 2 notizie da raccontarti Federico, una buona e una cattiva. A sto punto chiedo a te da quale vuoi che inizi. Partiamo da quella cattiva. Allora, quella cattiva purtroppo è legata ancora alla pandemia perché l'azienda ospedaliera ha fatto il punto della situazione questa mattina, come fa ogni mercoledì, ha 126 ricoverati, in questo momento 28 sono le persone in terapia intensiva, 18 pazienti sono nella terapia intensiva centrale che ha raggiunto il limite massimo di capienza, è stata attivata anche la terapia intensiva del Sant'Antonio dove sono ricoverate 10 persone. Purtroppo anche dal punto di vista dell'area medica l'azienda ospedaliera si prepara a far fronte a quello che ahimè evidentemente è una previsione di aumento di numero di pazienti in arrivo. Oltre al nono piano della monoblocco infatti sta
preparando ad accogliere pazienti Covid anche l'8° piano del monoblocco. E in tutta questa situazione purtroppo ci sono anche 3 bambini che attualmente sono ricoverati proprio per il Covid e sono triplicati gli accessi in pronto soccorso di bambini che hanno sintomi severi di Covid. Ecco, ti ho fatto un quadro veloce, poi nei TG di questa sera entreremo più nel dettaglio per capire che cosa davvero nascondono questi numeri. Purtroppo anche sul fronte ospedaliero dobbiamo registrare un aumento del numero delle presenze, e se sono 2600 contagi in Veneto, mi pare siano più di 600 quelli a Padova nelle ultime 24 ore, purtroppo insomma si vede che cosa sta accadendo anche negli ospedali che si preparano insomma ad affrontare questo nuovo momento che si annuncia critico. Ci confermi, Chiara, che quindi la questione bambini è ancora al centro dell'attenzione per quanto riguarda anche i ricoveri, non soltanto i contagi? Sì, sono 3 i bambini ricoverati e come appunto ti ho detto purtroppo in pronto soccorso sono arrivati bambini anche con sintomi severi legati al Covid. Sappiamo che di solito sono difficoltà di tipo respiratorio. Questo in attesa ovviamente del via libera di AIFA per quanto riguarda la vaccinazione per i più piccoli, che tra l'altro insomma noi avevamo già raccolto anche nei mesi scorsi opinioni che arrivavano da illustri pediatri dell'azienda ospedaliera di Padova che di fatto la raccomandavano quando insomma sarà autorizzata dagli enti regolatori. L'azienda ospedaliera di Padova, per voce insomma di alcuni pediatri, già si era espressa in modo favorevole su questo fronte. Ecco, ti darei però anche la buona notizia, perché nonostante tutto e nonostante la mascherina, Padova crede nel Natale, la città si sta preparando a viverlo nel modo più pieno. Siamo appena stati con il collega Francesco Ratai alla presentazione dell'iniziativa che già l'anno scorso aveva animato le piazze di Padova, cioè il video mapping, queste installazioni digitali sui palazzi più prestigiosi nel centro della città. Quest'anno saranno coinvolte anche le chiese. Io direi che non ti anticipo molto, un appuntamento speciale nel pomeriggio di domenica del 10 dicembre, non è domenica, del 10 dicembre, un venerdì se non sbaglio, perché si partirà diciamo quello che è lo spettacolo. Nello spettacolo quindi in Piazza delle Erbe, con un affresco di Giusto de Menaboi che esce dal battistero e viene riprodotto digitalmente proprio nella piazza, in Piazza delle Erbe, in una delle piazze del centro della città. Un appuntamento che poi sarà possibile vedere ogni mezz'ora per tutto il periodo natalizio, ovviamente una volta che è calata la luce del sole, quindi al tramonto. La tecnologia insomma ci fa come sempre fare passi in avanti. Domanda d'obbligo prima di salutarci, non te la faccio neanche, rispondi pure tu direttamente. Qual è no, non so, il tempo. Sono in ecco, infatti avevo intuito. Allora, Padova la temperatura è rigida, secondo me ieri faceva più freddo, però poi magari qui mi smentiscono. Ieri è stata una giornata molto ventosa, peraltro io non ero in servizio, ero a casa mia e vi assicuro insomma c'era parecchio vento, e oggi invece non c'è vento, c'è un bel clima invernale finalmente, però è arrivato un po' di freddo. Un po' di freddo col sole, quindi direi perfetto così. Esatto. Chiara, grazie, saluta Francesco e buon lavoro, tanti saluti da parte nostra a Padova in generale e buon lavoro, buon pomeriggio, buona giornata Chiara e redazione di Telenord Est, ciao. Ecco, quindi abbiamo un po' spaziato anche a Padova per vedere un po' quali sono le informazioni. Come avete visto, insomma, anche a Padova protagonista purtroppo il Covid con i suoi numeri non positivi. Avevo trovato, vediamo se riesco a leggervi, anche una dichiarazione del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità che Brusaferro, che dice: il numero delle persone infette cresce in maniera progressiva, anche l'incidenza settimanale aumenta, l'indice di trasmissibilità si mantiene sopra l'1, e questo dato è importante perché per far decrescere la pandemia e i dati e gli infetti bisogna stare sotto all'1. Allo stesso tempo crescono anche i ricoveri sia in area medica diciamo non intensiva che in terapia intensiva, anche se per ora sotto le soglie d'allerta, e quindi bisogna vedere quanto crescerà ancora, è questo che farà poi veramente la differenza. Dobbiamo ancora andare a Vicenza, ci andiamo tra un po'. Prima torniamo a Bassano perché in Senato ieri si è tenuta l'audizione per discutere dei tribunali che sono stati chiusi per la riorganizzazione diciamo nazionale, e in primo piano c'è
come protagonista di questa discussione anche il Tribunale della Pedemontana, che avrebbe sede a Bassano. Tribunale di Bassano, anzi Tribunale della Pedemontana, e difatti quella del bassanese è stata una voce forte che si è fatta sentire nella Commissione Giustizia al Senato, presieduta dal leghista Andrea Ostellari. I fatti parlano chiaro: dalla riforma della geografia giudiziaria, che ha comportato la soppressione di 14 sedi solo in Veneto, non c'è stato alcun vantaggio. Anzi, lo stesso avvocato bassanese Francesco Savio ha sottolineato come ai tempi di attività il Palazzo di Giustizia di via Marinali portasse un utile di 2,8 milioni di euro ogni anno, una cifra oggi persa. Nessun risparmio, aumento dei tempi, rallentamento della giustizia e, come abbiamo sperimentato noi, aziende importanti che erano disposte a portare sul territorio lavoro che lasciano e mollano perché con una giustizia così lunga non vedono futuro alla fine. E l'audizione dei Palazzi Romani dà una speranza a un'intera area vasta con la Regione, che potrebbe fungere da garante davanti allo Stato, senza scordare la presenza del nuovissimo tribunale mai aperto. Abbiamo una struttura di 11.000 metri quadri libera che potrebbe benissimo supportare la carenza di strutture che oggi c'è in Veneto, soprattutto nell'ipotesi di aumentare il numero dei magistrati e del personale addetto, perché chiaramente si vede che siamo sotto numero. Quello che è importante è che il territorio, la popolazione sia ancora interessata a questa realtà del Tribunale della Pedemontana. Basti ricordare che oltre 50 comuni del territorio all'unanimità diedero parere favorevole all'istituzione del Tribunale della Pedemontana, supportato a sua volta da oltre 18.000 firme raccolte in pochissime settimane. Si tratterebbe di restituire l'8° Tribunale del Veneto in quella che è da sempre l'8ª città del Veneto. Dobbiamo guardare la nostra realtà, dobbiamo puntare all'eccellenza. Prossimi passi adesso? Ma intanto cerchiamo di tenere vivo in città e nel territorio questo progetto, di modo che la risposta venga proprio dal basso, no? dalla popolazione, e poi ci impegneremo sempre. Quindi Bassano al centro con possibili novità, diciamo anche positive. Intanto stavo rileggendo un po' le previsioni del tempo, perché a quanto pare la tregua è finita. Nelle prossime ore nuova perturbazione, aria fredda, forti venti e insomma anche piogge un po' in tutta Italia, con piogge anche in Veneto e invece per quanto riguarda giovedì, quindi domani al nord piogge soprattutto a nord-est, e poi da venerdì il tempo che dovrebbe migliorare, via via più soleggiato. Abbiamo aperto il nostro appuntamento alle 12 con la dichiarazione del ministro Speranza, ministro della Salute, che ha detto: sono giorni non semplici, siamo nel pieno di una pandemia che cresce in tutta Europa e anche nel nostro paese, sebbene in Italia con numeri un po' più bassi. Bisogna investire con ogni energia nella vaccinazione, che è l'arma che abbiamo. I numeri degli ultimi giorni sono incoraggianti e c'è una crescita delle terze e anche delle prime dosi. Vabbè, allora cerchiamo di vedere anche del positivo in tutto questo. Ci fermiamo per un attimo, poi torniamo e andiamo a Vicenza. Ci vediamo tra poco. (13:09). Oggi è il 1° dicembre, sembra messo in negativo, dobbiamo stare insieme ancora 20 minuti, vogliamo stare insieme altri 20 minuti, spero che la pensiate come me, che non usiate il telecomando, ma che veniate con noi a Vicenza per vedere un po' quali sono gli aggiornamenti. Abbiamo parlato molto di pandemia, sentiamo un po' Guido Barbato da Vicenza cosa ci racconta, penso anche un po' di cronaca che non guasta. Buongiorno Guido, com'è il tempo? Ciao Federico, 7 gradi, ho appena controllato perché le mie mani si stanno un po' congelando nell'attesa di collegarci, ma a parte questo buongiorno a tutti. Sono i sacrifici che deve fare un reporter in strada, non lamentarti. Si sa, no, mai fatto. Senti, vi do 2 notizie di cronaca che abbiamo raccolto poco fa dai carabinieri e che sono anche un po' curiose. La prima viene da Noventa Vicentina, dove dopo la serata, un mese fa, dopo la serata di Halloween, i carabinieri hanno denunciato 3 giovani del posto perché ne hanno combinata una. Volevano fare
uno scherzetto, ma è venuto fuori uno scherzetto di cattivo gusto, tanto che sono stati denunciati per lesioni personali dolose e minacce aggravate. Sono scesi al volo dalla loro auto mascherati con la maschera del film Scream. Uno di loro aveva una pistola ad aria compressa con pallini di plastica e hanno cominciato a sparare su un gruppetto di ragazzi, facciamo più o meno delle scuole medie, perché il fatto è avvenuto nella zona appunto degli istituti scolastici di Noventa Vicentina, per spaventare questo gruppo di ragazzi che invece erano in giro per fare insomma all'oventra ragazzi insomma di età più bassa. Ad alcuni di loro hanno provocato delle abrasioni alle mani in particolare e uno di loro addirittura è arrivato a minacciare questo gruppetto di ragazzini con una motosega. Vabbè. Si vede che volevano fare in qualche maniera i gradassi, e adesso però cosa è successo? Che siccome alcuni di questi ragazzini sono finiti al pronto soccorso per controlli, i loro genitori non l'hanno presa per niente bene e hanno denunciato il fatto, hanno denunciato questi maggiorenni appunto scesi dall'auto, noventani, e sono stati individuati anche grazie alle telecamere posizionate nella zona degli istituti scolastici e fermati al momento dai carabinieri in attesa della decisione del giudice, proprio con un capo di imputazione che vi dicevo che non è proprio esattamente leggero, quello delle lesioni personali dolose e le minacce aggravate, una bravata che quindi potrebbe anche forse costargli abbastanza. Mentre, tornando più vicini a Vicenza, e grazie al merito di alcuni residenti di Strada del Casale, un attimo che controllo esattamente il nome della via, sì, Strada di Casale, è stato scoperto che a casa di un nigeriano di 40 anni che abita in una casetta lungo questa arteria stradale, i vicini di casa, o comunque chi abitava nei dintorni, aveva presentato diversi esposti perché si faceva spesso tardi in questa casa. Nel giardino era stato messo un gazebo, ma non esattamente aperto, ma anche chiuso su 3 lati, dove si andava avanti a mangiare, a bere, ad ascoltare musica fino a tardi. Le lamentele di questi residenti presso i carabinieri hanno portato a una perquisizione a casa dell'uomo, che dove vive in questa casetta con la sua famiglia, quindi con moglie e figli. Sono stati trovati 180 grammi di marijuana con tutto il necessario per confezionarla, per pesarla e quindi per probabilmente anche spacciarla, per cui questo quarantenne della Nigeria è andato a processo stamattina per direttissima e sapremo nelle prossime ore come sarà, cosa avrà deciso il giudice per lui, calcolando che ha dei precedenti specifici sempre in tema di droga. Vedremo quindi come andrà a finire. Queste le notizie. Per il resto ci siamo aggirati fino a poco fa lungo Piazza Castello, che vedete più o meno alle mie spalle, e Corso Palladio, a sentire un po' il parere dei vicentini su come la prendono, sul fatto che da lunedì saranno le forze dell'ordine a dover controllare chi ha il Green Pass, e i sindaci, tra i quali anche il loro sindaco Francesco Rucco, dice: io vorrei destinare i miei vigili urbani ad altro, cioè all'attività insomma di controllo del territorio e delle sanzioni eventualmente anche stradali e amministrative, e non al controllare il Green Pass. Le persone dicono certo che siamo in una situazione un po' delicata, c'è chi dice meglio un controllo in più che un controllo in meno, altri che dicono sì, che ci pensi lo Stato, quindi escluda i vigili urbani da questo tipo di verifica del Green Pass. Ecco, questo è quanto al momento posso raccontarti. È interessante sentire comunque i cittadini, ma adesso non ricordo in questo momento, tu indossi la mascherina perché c'è l'ordinanza del sindaco Rucco o per una precauzione tua? Perché c'è l'ordinanza del sindaco Rucco, appena io fossi per conto mio, non so, con la mia bicicletta o in periferia, so che posso toglierla, e così respiro un po', perché non è facile lavorare. Vabbè, ma dai, tenerla tutto il giorno. Dobbiamo assolutamente fare questo piccolo sacrificio. Quindi centro storico di Vicenza con mascherina anche all'aperto, questa è l'ordinanza, e noi insomma ci adeguiamo di buon grado. Grazie mille Guido. Certo. Buona giornata e buon lavoro. Tutti, buon lavoro. Grazie a Guido. Quindi siamo stati a Vicenza un po' a vedere qual è la situazione lì. Dicevo, sempre molto interessante sentire i pareri dei cittadini, perché comunque danno sempre un'idea chiara sulle sensazioni legate alla cronaca, ma anche insomma a quello che sta succedendo in questi giorni. Christian Arboit, con il quale ci siamo collegati da Treviso un'oretta fa, ci aveva parlato di un leader Novax, Lorenzo Damiano, che era stato veramente un leader sia dei Novax che dei No Green Pass, che
aveva insomma condannato l'uso del Green Pass, ma anche insomma contrario ai vaccini, si è ammalato, è stato in terapia intensiva, ne è uscito per fortuna e adesso invita tutti a vaccinarsi. Cristian ci ha raccontato questa storia, però vediamo anche il servizio realizzato dalla nostra Lina Paronetto. Chiaramente adesso la mia visione del mondo geopolitico è cambiata ovviamente, quindi sarò pronto quanto prima, quando Dio vorrà, a far sapere al mondo intero di quanto importante sia seguire collettivamente la scienza, quella che ti sana e che ti salva. Il ricovero nella terapia subintensiva dell'ospedale di Vittorio Veneto ha fatto cambiare visione rispetto al Covid a Lorenzo Damiano, leader del movimento Norimberga 2, già candidato sindaco a Conegliano. Non era vaccinato Damiano, che si è sempre schierato contro la cosiddetta dittatura sanitaria, il Green Pass, appoggiando le cure domiciliari piuttosto che il vaccino. Ma su quest'ultimo punto il 56enne, costretto a terapie importanti, ha cambiato idea e lo racconta in un video che ci ha fatto avere dall'ospedale, che si appresta a lasciare tra 24 ore. A volte bisogna passare per la porta stretta per capire le cose così come sono. Io ho fatto una cura monoclonale, devo ringraziare il reparto di Vittorio Veneto, sono stati meravigliosi. In ogni caso io il vaccino lo farò. Tra l'altro ho appena ricevuto una bella notizia, domani mi dimettono, ho passato tutto quello che dovevo passare. Il vaccino sia autentico e condiviso ovunque nel mondo, continua, auspicandosi che tutti siano uniti, scienziati e potenze internazionali, nel combattere questo virus. Bisogna stanare, perdonare tutti e ricominciare da zero, bloccare la fonte di questo male e nel frattempo fatevi questo vaccino. Beh, insomma, apprezzabile senza dubbio la posizione di Damiano, che ha comunque rivisto un po' le sue posizioni critiche. Da Roma arriva una notizia che è nazionale, che dice che nelle terapie intensive c'è un aumento del 17% dei pazienti non vaccinati, mentre diminuiscono i ricoveri del 10% per i vaccinati, quindi aumento di ricoveri in terapia intensiva per i non vaccinati del 17%. Quindi è un segnale negativo ovviamente per chi viene ricoverato, ma positivo sulla protezione del vaccino dalle forme gravi. Questo è un po' il messaggio che arriva da Roma e dal Ministero. Adesso torniamo subito a Padova, dove c'è Valentina Visentin, che ringraziamo, perché insomma anche lei sappiamo impegnata a muoversi di qua e di là. È tornata in redazione, questo lo so per certo, ed ecco il motivo per cui non ha la mascherina, perché sebbene la nostra redazione sia in pieno centro storico, comunque ovviamente è nello spazio della redazione, quindi non è obbligata. No, lo dico perché insomma è giusto anche che ricordiamo le ordinanze dove ci sono, ricordiamo come ci si deve comportare, e se qualcuno ti vede senza mascherina dice ma come, è a Padova e non ha la mascherina? No, per questo motivo che abbiamo appena spiegato. Quindi sei pienamente giustificata e adesso ci racconti cosa è successo e cosa hai seguito. Hai fatto benissimo a fare questa precisazione, perché è proprio così. L'ho appena tolta perché sono entrata in redazione, ma girando per il centro di Padova l'ho indossata come tanti padovani che ho visto insomma piuttosto ligi a questa ordinanza. Tra le altre cose in questa mattina sono iniziati i tavoli tecnici in vista poi di quello che sarà il COSP, quello decisivo che emetterà tutte le misure che verranno poi adottate per i controlli da effettuare in vista dell'arrivo di questo super Green Pass, che dal 6 di dicembre diventa a tutti effetti entra in vigore, e quindi in prefettura si è il prefetto, questore, comandante della polizia locale, dei carabinieri, della Guardia di Finanza, sindaco, sono tutti riuniti, questi sono riuniti questa mattina per uno dei primi tavoli tecnici. Il secondo poi sarà venerdì mattina, e è stato annunciato che nel pomeriggio di venerdì appunto dalla prefettura verranno spiegate queste disposizioni, questo dispositivo di controllo che verrà messo in campo in città proprio per gestire i controlli riguardanti il Super Green Pass, che prevedono
ovviamente delle restrizioni per i non vaccinati, quindi anche percorsi differenziati per chi ha il Green Pass base, quindi quello con il tampone, per intenderci, valido ogni 48 ore, e chi invece è vaccinato e quindi ha il Super Green Pass e potrà accedere a ristoranti, locali, cinema, discoteche e cerimonie pubbliche. Invece per chi ha solo il tampone non potrà più andare in palestra, per esempio, oppure il suo Green Pass verrà controllato anche per l'autobus o per il tram. Queste sono le disposizioni che al momento ci sono, e vedremo come verranno effettuati i controlli. Entro venerdì pomeriggio dalla prefettura sicuro non verrà spiegato questo dispositivo. Per il resto so che hai fatto abbastanza il punto dei contagi con la collega Chiara Gaiani. Ti confermo che insomma c'è questo incremento. Tu prima parlavi delle terapie intensive, ecco il dato che se si fa un confronto tra la situazione di oggi e la situazione di esattamente un anno fa, quello che ci hanno detto questa mattina dall'azienda ospedaliera è che comunque la vaccinazione sta facendo effetto per quanto riguarda la pressione sugli ospedali. È vero che sono aumentati i ricoveri, ma con il numero di contagi che abbiamo oggi a Padova, l'anno scorso c'erano molte più persone ricoverate e molte più persone in terapia intensiva, quindi mentre adesso abbiamo magari un'area medica con più ricoveri sotto pressione, ma questo significa che sono pazienti meno gravi, perché chi finisce in terapia intensiva ha veramente delle complicanze notevoli. Per quanto riguarda la terapia intensiva Covid è piena quella dell'azienda ospedaliera centrale con 18, e ci sono 10 posti occupati al Sant'Antonio. Questo sta un po' frenando quindi anche l'attività chirurgica, perché ovviamente Covid, certo. Extra Covid, però con i numeri di contagi, perché pensate che oggi a Padova purtroppo abbiamo più di 600 contagi, con gli stessi numeri l'anno scorso c'erano moltissimi pazienti in più in ospedale. Ti do anche un'altra notizia molto importante, questa riguarda le vaccinazioni, perché la settimana prossima riaprirà il padiglione 8 della fiera gestito dall'azienda ospedaliera, proprio per dare una mano per effettuare le dosi booster, le terze dosi, quindi dovrebbero essere riaperte circa 25 nuove linee che si vanno appunto ad aggiungere a quelle del padiglione 6, a quelle dei vari punti vaccinali della provincia di Padova, a quelle che comunque l'azienda ospedaliera somministra nei suoi ambulatori presso l'ospedale, ma di fatto ci saranno queste 25 nuove linee che verranno riallestite nel padiglione 8, che era operativo, come ben sanno i padovani, da quest'estate nella prima fase della campagna vaccinale. Grazie Valentina, notizia molto importante questa, perché appunto abbiamo letto della pressione sulle prenotazioni, cioè c'è una corsa a prenotarsi, e sapere che ci saranno 25 linee vaccinali in più vuol dire migliaia di vaccini che si possono smaltire in più ogni giorno a Padova. La stima e la volontà è di riuscire a ritornare come nei mesi estivi a somministrare quasi 10.000 dosi al giorno nella provincia di Padova di vaccino. Bene, grazie ancora Valentina. Grazie a voi. Ci hai dedicato qualche minuto, ma insomma ci siamo aggiornati e questo era importante in vista di lunedì, quando partirà l'adozione del Super Green Pass con relativi controlli. Ecco, questo ci ha detto Valentina, cioè che si stanno organizzando controlli più serrati a partire da lunedì per verificare insomma che si rispettino le normative. Super Green Pass che ovviamente sarà introdotto a livello nazionale e quindi anche in Friuli Venezia Giulia. Controlli intensificati nei locali del centro di Trieste, ma anche intensificati per far rispettare l'obbligo di mascherine anche all'aperto, e i nostri colleghi di Tele4 hanno seguito l'attività delle pattuglie di polizia locale. Controlli a tappeto del Super Green Pass nei locali del centro di Trieste a partire dal Borgo Teresiano. Immediatamente. Poliziotti armati di smartphone con l'apposita app per leggere i QR code del certificato verde, e ribadiamo, al di là della richiesta di stamparlo, è ritenuto assolutamente valido anche quello esibito sul cellulare. Nei bar e ristoranti le pattuglie si sono soffermate su clienti e personale a partire da Ponte Rosso. La procedura, quantomeno temporaneamente, prevede la verbalizzazione su carta dopo il controllo e il successivo invio alla questura dei dati personali e dell'indirizzo. La disponibilità riscontrata
registrati in mattinata è mediamente buona e, specie nei locali, nessun problema a fornire il certificato. Gli agenti monitorano anche i passanti per far rispettare l'obbligo di mascherina in zona gialla. In questo caso, a meno di presenze di assembramenti di persone che non la indossano all'aperto, il primo invito dei poliziotti ad alzarla sopra il naso per chi non la stesse utilizzando nel modo corretto è di tipo informativo e non coercitivo. Insomma, niente pugno duro, ma invito al rispetto delle regole. Nella giornata di ieri, lunedì 29 novembre, i controlli si sono concentrati nella zona di Cavana, di Viale Miramare e di Foro Ulpiano per quanto riguarda i pubblici esercizi e nel rione di San Vito e Foro Ulpiano per le palestre. Il report riferisce dei controlli in 30 attività con la verifica del possesso del certificato verde per 219 persone tra clienti e dipendenti e 2 sanzioni a carico di una palestra. In Veneto, dicevamo, situazione contagi in salita ancora. 2.656 è il numero di nuovi positivi che ci arriva dal bollettino di Azienda Zero, quindi il bollettino delle ultime 24 ore, con un numero di attualmente positivi che è molto alto, eccolo qui, 32.107. Io mi ricordo un 8.000 che avevamo raggiunto alcuni mesi fa, quindi veramente un numero che si è moltiplicato per 4 addirittura. I ricoveri delle ultime 24 ore, 11 in più in terapia non intensiva, 3 in più in terapia intensiva. Questo è il bollettino che è arrivato questa mattina da Azienda Zero. Torniamo ai nostri colleghi, torniamo alle nostre redazioni, andiamo a Vicenza per vedere un po' che il conto alla rovescia per Natale comunque prosegue. Ci sono tanti eventi in programma, l'abbiamo sentito da Chiara Gaiani per quanto riguarda Padova, lo vediamo adesso per quanto riguarda Vicenza con il servizio di Carlo Inghilleri. Gold Christmas, Natale d'oro a Vicenza. Dopo i deserti silenziosi dei lockdown e delle clausure imposte dalla pandemia, le feste tornano a riempire le piazze nel segno della sicurezza sanitaria. Tanti gli eventi in città, non solo in centro storico ma anche nei quartieri. Intrattenimento per grandi e bambini, musica, spettacoli e mostre con allestimenti innovativi. Il programma è tutto in questo opuscolo che verrà distribuito dal Comune di Vicenza. Finalmente quest'anno riusciamo a ridistribuire questo meraviglioso opuscolo che racchiude un po' tutte le attività natalizie del 2021. Anche come fatto quest'estate, come assessorato alla partecipazione, promuoveremo quelle che sono le attività all'interno dei quartieri, quindi le feste, le attività natalizie per gli anziani, per i cittadini che vogliono, a seguito di progetti presentati da associazioni di volontariato, promuoveremo e sentiremo insieme il Natale anche proprio nella città tutta. Un Natale che vuole tornare alle origini e coinvolgere i bambini e le famiglie, con l'idea che la cultura sia un dono per tutti. Per questo il 18 e il 19 di dicembre abbiamo organizzato una caccia al tesoro per i bambini con delle sorprese che non possiamo svelare. Babbo Natale poi aspetta i bambini per le letterine nei giorni dal 20 al 23 di dicembre e poi insomma i musei che diventano centro culturale per i nostri piccoli nelle giornate dal 27 al 30 di dicembre e dal 3 al 5 di gennaio. E poi abbiamo anche gli zamponiari a Vicenza, prima volta che arrivano, sempre nelle giornate del 18 e il 19 di dicembre a Palazzo Trissino ma anche a Corso Palladio. Ecco qualche informazione utile quindi che ci arriva da Vicenza. Guardavo se c'erano ultime notizie in arrivo, no, particolarmente no. Vi ho già detto che c'è un calo dei ricoveri in terapia intensiva dei vaccinati, mentre aumenta a livello nazionale del 17% quello dei vaccinati. È un aumento generale, però aumentano di più i ricoveri di non vaccinati rispetto a chi non si è ancora vaccinato, anche per scelta. Torniamo a Padova, insomma, cerco di chiudere con un paio di servizi dei nostri colleghi un po' più positivi. Il Natale abbiamo visto a Vicenza, adesso a Padova la piantumazione di 10.000 nuovi alberi in città che stanno arrivando e il Comune ha iniziato appunto a piantarli. Primi colpi di badile per l'operazione 10.000 alberi per Padova per mano del sindaco Giordani e dell'assessora Gallani. Al parco Roncaiette c'è stata la prima messa a dimora delle essenze in un giardino pubblico. Sono alberi già formati, sono 83 specie diverse, le abbiamo scelte una per una per tutelare il nostro territorio, che siano resistenti, che facciano fronte ai cambiamenti climatici, che garantiscano biodiversità e perché cambino 10.000 il profilo verde della città. È un'operazione
un'operazione che al momento non è stata fatta in nessun'altra città d'Italia. Parchi pubblici, aree verdi, scuole comunali, sono 536 i siti interessati dalle 10.000 piantumazioni. Nelle scuole l'attività di messa a dimora degli alberi è iniziata da qualche giorno, un rito collettivo molto apprezzato da bambini e ragazzi. Da qui, da novembre, con il mese dell'albero, fino a primavera, 10.000 nuovi esseri viventi arrivano a Padova. Un'iniziativa dai grandi benefici ambientali che proseguirà fino alla primavera 2022. Verrà studiata dall'università e i padovani potranno seguirla da casa. E sul sito troviamo tutte le aree, quindi si può andare a vedere vicino alla propria casa, nei luoghi che frequentiamo, di lavoro, nei parchi dove andiamo, dove arriveranno questi alberi, quanti. E quindi buone notizie anche da Padova sul fronte dell'ambiente. Con questa notizia noi ci salutiamo perché siamo rimasti insieme da mezzogiorno fino adesso. È un 1° dicembre che ha portato anche il freddo, un po' più del solito, ma è anche una bella giornata, direi, nella maggior parte delle nostre città. Vedremo cosa ci riserveranno le prossime ore. Io vi auguro buon pranzo. Vi invito poi a seguire Rete Veneto tutto il pomeriggio. Abbiamo tanti appuntamenti, insomma, che ai quali siete affezionati, e poi ci rivediamo verso sera con i nostri telegiornali. Grazie ancora per averci seguito e buon pomeriggio a tutti.